Io ho una grande ammirazione per Serge Latouche, non solo per il suo pensiero, per le sue opere, per i suoi scritti, ma anche per quella capacità che gli attribuisco a resistere a quella che secondo me deve essere una frustrazione terribile. Perché tutti noi siamo un po' frustrati nel senso che speriamo in un qualche mondo, lo vediamo, lo immaginiamo, abbiamo le nostre convinzioni, poi vediamo che non si realizzano, ma le nostre sono speranze, sogni. Lui ha delle cose che sono praticamente matematica, sono inconfutabili, eppure nessuno le ascolta. E questa è una cosa che come frustrazione dovrebbe essere abbastanza notevole. Nessuno infatti può contestare il dato di fatto che le risorse naturali non sono inesauribili. E da questo si parte per tutto un discorso che porta alla decrescita ed è incredibile, ed è francamente incredibile che anche in un momento come quello attuale, in cui la crisi c'è e si fa sentire molto fortemente, anche in questo momento qua c'è gente che da quest'idea è estremamente lontana e che sogna che la crisi finisca per poter tornare a consumare esattamente come prima, anzi a continuare a crescere nei suoi consumi. Io partirei nel nostro dialogo proprio da questo dato di fatto, da questa non coincidenza della crisi con la decrescita. La crisi è una realtà, la decrescita è ancora un obiettivo da raggiungere. Grazie, buonasera a tutti. Abbiamo deciso di non fare una lezione magistralis, ma piuttosto una conversazione nel parco del Cormor. Così. E questo fare conversazione è una cosa che avrebbe piaciuto molto al mio maestro Ivan Illich, perché lui odiava di fare le conferenze magistrali. Allora, non i buoni, ma i cattivi giornalisti sono dei cattivi giornalisti, come lo sai, probabilmente sono la maggioranza. E dicono anche un giornalista francese, economista del Monde, ha scritto un articolo dicendo la decrescita ci siamo e non è per niente felice o serena, come dicono i partigiani della decrescita. Allora questo giornalista naturalmente non ha letto il breve trattato sulla decrescita serena, non ha capito un cavolo di cose, che la decrescita, perché l'abbiamo scritto più volte, che la decrescita ha niente da che fare con la crescita negativa. La decrescita è un progetto politico per costruire una società, sicuramente una società di sobrietà, felice, serena, ma non è la crescita negativa. Sì, e abbiamo fatto fatica di spiegare che si deve parlare non di crescita, ma di società di crescita. Naturalmente la crescita del benessere è una cosa che auspichiamo anche noi, è solo che si tratta della crescita per la crescita. Viviamo in una società di crescita, una società che è fagocitata da un'economia di crescita, economia che ha per unica fine la crescita all'infinito, crescere per far crescere, non crescere per soddisfare i cosiddetti bisogni, ma crescere per far crescere i profitti e con il risultato di far crescere i rifiuti, l'inquinamento e alla fine distruggere il pianeta. E è vero che c'è niente di peggiore che una società di crescita senza crescita, perché in una società di crescita senza crescita non c'è disoccupazione,
non c'è risorse fiscali per pagare la salute, la cultura, anche per curare l'ambiente. È una cosa catastrofica. Questa cosa, con la crisi finanziaria e economica, cominciamo a viverla. È la crescita negativa, la recessione. Bon. E per questo che dobbiamo uscire dalla società di crescita, perché molte società, e per secoli anche la nostra, hanno potuto vivere bene, fuori dalla crescita per la crescita, fuori dall'economia di crescita per la crescita. E, penso che basta per la prima risposta.